L'orario invernale dei bus ATV è entrato in vigore lunedì scorso con l'inizio dell'anno scolastico. È operativa anche la nuova rete dei collegamenti a servizio del territorio dei comuni di Bussolengo e Pescantina. Un potenziamento reso possibile, come hanno spiegato i vertici di ATV, grazie alle maggiori risorse destinate per il 2014 dalla Regione Veneto al bacino di trasporto pubblico veronese. 2,5 milioni di euro in più. Sì, un potenziamento che dimostra l'efficienza dell'azienda, perché noi siamo la prima azienda di trasporto pubblico nel Veneto per risultato operativo e per produttività, ma anche l'impegno dei nostri consiglieri regionali, in particolare del consigliere Bassi, nella commissione preposta, per far sì che i veneti siano trattati tutti allo stesso modo, non i veneziani con decine di migliaia di chilometri pro capite e i veronesi con pochi chilometri pro capite. Autobus con corse cadenzate, più rapide e frequenti sono già operativi per agevolare e incentivare una forma di mobilità sostenibile per gli abitanti di quest'area strategica della provincia e si rafforza la sinergia tra il mondo politico a livello regionale e l'azienda trasporti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti già dall'anno scorso, ma cominciano a concretizzarsi già quest'anno e sono sotto gli occhi di tutti con corse aggiuntive, con servizi in più per Verona, per la città, ma anche e soprattutto per la provincia. I residenti di Bussolengo ora possono così contare su corse che collegano il comune con il centro di Verona, Piazza Bra, ogni 30 minuti dalle 6 alle 21 dal lunedì al sabato. A Pescantina la tradizionale linea 101 si affianca ora una corsa, la 102, ogni 60 minuti dalle 6 alle 21.